Hanno parlato chiaro in assemblea al comando di Villaseta gli agenti della polizia locale di Agrigento alla presenza dell'assessore al ramo Massimo Muglia, un'assemblea nel corso della quale è stata annunciata l'intenzione di chiedere al prefetto di Agrigento un incontro al fine di affrontare le problematiche sul tappeto che riguardano la polizia locale, a cominciare dalle divise che ancora non arrivano. L'incontro con il prefetto sarà chiesto qualora l'amministrazione comunale continuasse a fare orecchie da mercante. Mai una categoria di lavoratori come la polizia locale dovrebbe essere costretta a protestare. Lei ha detto in assemblea: mi trovate sensibile, sono dalla vostra parte. Cominciamo dalle divise. A quando? No, le divise penso che sia un problema proprio immediato, un problema che si risolve nell'immediato, questo assolutamente. Peraltro una città come Agrigento è un'amministrazione che tiene molto all'estetica, alla bellezza, a curare magari la villetta e poi ha dei vigili urbani senza divisa. Mi sembra che sia una contraddizione in termini. Per tutto il resto sì, la mia sensibilità particolare nei confronti del corpo dei vigili urbani di Agrigento deriva anche da quell'abnegazione che ho sempre notato, di quella professionalità che è veramente encomiabile. I vigili urbani, anche nel rapporto che hanno con i cittadini, io ritengo che siano veramente un corpo di alto profilo. Entro l'anno, entro dicembre, possiamo dare delle risposte concrete? Io spero entro qualche giorno per alcuni problemi, altre cose necessariamente entro l'anno perché abbiamo delle scadenze al 31 di dicembre su alcune questioni anche di natura contabile e sul riconoscimento di straordinario, di progetti vari, per cui ritengo che la prossima settimana dovrò sedermi con il ragioniere capo, d'accordo con tutta l'amministrazione, lo sto facendo sul mandato del sindaco, per dirimere questi problemi che francamente, se risolti, darebbero nuovo smalto al corpo di vigili urbani. Chiedete le divise, ma ovviamente anche il riconoscimento di tanti altri diritti, cominciare dalle spettanze non pagate. Oggi abbiamo fatto questa disamina della problematica insieme all'assessore che ci ha finalmente degnato di un minimo di attenzione come parte politica. Ci ha rassicurato dicendo che darà delle risposte a breve su quelle problematiche che noi abbiamo sottoposto a lui, ma ovviamente se le risposte non perverranno veramente nel giro di pochi giorni o poche settimane, dobbiamo attivarci per quelle che sono le procedure che il contratto collettivo nazionale del lavoro ci dà e ci permette. Speriamo di non arrivare a una situazione di rottura. Noi vogliamo continuare a collaborare in maniera armoniosa e fattiva con l'amministrazione ed essere sempre a nome e per conto dell'amministrazione accanto ai cittadini, ma è ovvio che vogliamo riconosciuti i nostri diritti. Più complicato il problema del personale che manca, carente, ne avete parlato, a che punto è la situazione? La situazione dal punto di vista del personale è notorio che è carente, vi sono delle difficoltà, personale che non è stato mai rimpinguato, una pianta organica che ormai è ferma da tanti anni. Basti pensare che l'ultimo concorso è stato fatto nel 1987 e il personale che ci è stato supportato è solo il personale contrattista con orario ridotto e che praticamente non potrà mai sostituire le unità che mancano nella pianta organica. Soprattutto voi donne, vigili donne, avete subito ovviamente il disagio maggiore. Sì, il disagio maggiore è anche la mancanza dell'abbigliamento, perché ultimamente anche al servizio espletato al quadrivio Spinasanta ci ritroviamo tutti bagnati perché non abbiamo l'abbigliamento adeguato a quello che è il nostro servizio in mezzo alla strada, diciamo. E non abbiamo la possibilità di avere dei bagni, l'autoparco è dal punto di vista igienico-sanitario ma anche strutturale inadeguato, è all'accoglienza di una forza dell'ordine, all'accoglienza soprattutto della presenza delle donne nella polizia locale.